Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Ieri paura sul Ponte della Libertà a Venezia, dove un autobus ha preso fuoco e poi è esploso. Tra poco ci collegheremo con Filippo Fois in diretta da Venezia, ma intanto ricostruiamo quel che è avvenuto. Salvi i passeggeri grazie all'intervento pronto, tempestivo dell'autista. Vediamo il servizio. Il fuoco, lo scoppio, una colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. È un venerdì pomeriggio da bollino rosso per la città di Venezia. Poco dopo le 14:30 i vigili del fuoco sono intervenuti sul Ponte della Libertà per l'incendio di un bus TVO che effettua il servizio di collegamento tra l'aeroporto di Treviso e Piazzale Roma e diretto proprio a Venezia. Era partito alle 13:15 da Treviso e dopo una sosta a Mestre in cui sono scesi quasi tutti i passeggeri è ripartito per Venezia con 8 persone a bordo. Il conducente, accortosi che qualcosa non andava, si è fermato facendo scendere tutti appena in tempo. Poi l'esplosione. Lui stesso, con sangue freddo, ha provato a spegnere le fiamme con l'estintore in dotazione, ma ormai divampavano. Ecco, non so cosa che è successo, ha preso fuoco il pullman. Tutti salvi, riuscito a salvare tutti e basta. Disastro. In breve sono giunti da Mestre i vigili del fuoco con un'autopompa, 2 autobotti e 10 operatori che hanno spento le fiamme. È una situazione molto impressionante perché è stato un incendio pesante e i danni alla linea ovviamente sono stati, si è bloccato tutto il sistema. La cosa che ci tengo a dire almeno, insomma, la capacità dell'autista, insomma, sono stati salvati tutti i passeggeri, non c'è nessun ferito, che per noi intanto è l'elemento fondamentale. Abbiamo ovviamente già registrato notevoli danni sulla struttura legata al tram perché hanno preso fuoco sia i cavi che la parte a terra. La linea non verrà ripristinata prima di mercoledì-giovedì e in assenza del tram ci sarà il bus sostitutivo. La viabilità verso Venezia è rimasta bloccata fino allo spegnimento delle fiamme, paralizzando il traffico. Sul posto la Polizia di Stato e quella locale. Non c'è via di fuga, questo è uno degli elementi della grande debolezza del Ponte Libertà, ma ovviamente non è ciò che conta, insomma, che abbiamo una ciclabilità, una pedonabilità che ci consente anche di salvare il salvabile, e questa è la cosa fondamentale. È evidente, si blocca perché è un elemento di unione tra due realtà, quella che è la terraferma della città di Venezia con il centro storico della città di Venezia, e non c'è scampo, perché ovviamente poi il riflesso è stato anche sulla linea ferroviaria, perché l'incendio era di una grande portata e molto pesante. Un profondo ringraziamento alla nostra polizia locale e alle forze dell'ordine, ma in modo particolare ai vigili del fuoco per il loro pronto intervento. Al vaglio dei tecnici le cause dell'incendio che ha completamente distrutto il mezzo. Polemiche anche da parte degli automobilisti che si sono sentiti rimproverare di aver sostato sul Ponte della Libertà lungo. Qualcuno ha detto che sarebbero stati minacciati di multe. Sentiamo in diretta da Venezia anche sulla rabbia dei pendolari che sono rimasti bloccati, con una città che è stata praticamente preclusa a tutti coloro che volevano raggiungere, a tutti coloro che volevano uscire. Filippo Fois dal Ponte della Libertà in diretta. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Alle mie spalle i 3 km e 850 metri del Ponte della Libertà, il ponte che collega Venezia alla terraferma per le auto, che affianca poi il ponte ferroviario. Qui a meno di 24 ore fa è accaduto quello che avete appena visto nel servizio. La situazione è tornata quasi normale. Noi adesso chiediamo quali sono le ultime novità all'assessore alla mobilità Renato Boraso, che ci ha raggiunto sul posto. In realtà, buongiorno Boraso e grazie di essere venuto. Non è tutto normale perché il tram non c'è. No, purtroppo ovviamente questa notte Veneto Strada è riuscito a riasfaltare, ma noi abbiamo dovuto ovviamente togliere circa 30 metri di rotaia.
ovviamente ha preso fuoco la LAC, cioè la parte elettrica afferente a questi 30 metri, e tutta la resina ovviamente è rovinata, quindi noi contiamo nell'arco di circa 6-7 giorni di ripristinare ovviamente la rotaia, la resina e la LAC, cioè il sistema elettrico. E quindi il ponte è stato chiuso al traffico credo dalle 2 di notte alle 5 di mattina questa notte, proprio per rifare chiaramente a quell'ora non c'è praticamente nessuno. Ringrazio Veneto Strade per il pronto intervento, perché di fatto mi consentite ovviamente di ringraziare tutte le forze dell'ordine intervenute in queste ore, la nostra polizia locale, ovviamente tutte le forze dell'ordine, i pompieri, perché hanno fatto un lavoro egregio, ed ovviamente Veneto Strade che con grande tempestività questa notte, proprio in notturna, tra le 2 e le 5 di mattina, hanno riasfaltato il tratto distrutto, perché ovviamente l'incendio di questo bus della TVO ha arrecato il danno forte sulla pavimentazione, sull'asfaltatura e su quel tratto di Ponte Libertà. Ecco, questa vicenda, fortunatamente non ci sono stati feriti, per cui altrimenti dovremmo parlare di altro. Fortunatamente possiamo concentrarci su altre due vicende. La prima è quella delle polemiche che sono seguite l'intervento anche da parte della polizia locale. Due questioni sono state sollevate. La prima è perché non si è aperta l'altra corsia, quella, diciamo, le due corsie che erano rimaste indenni dall'incendio, con una in direzione Venezia e una in direzione Mestre, per cercare di smaltire il traffico. Purtroppo l'incendio era serio e anche le esplosioni sono state serie. Io ovviamente ringrazio anch'io, insomma, è stato un compleanno del Ponte Libertà con il botto, visto che 90 anni si compiono proprio dopodomani, i 90 anni del Ponte della Libertà, però non ci sono stati feriti e ovviamente la polizia locale ha guardato il tema della sicurezza. Cioè, sarebbe stato pericoloso far passare le automobili così vicine? Ho sentito bene, tutti abbiamo sentito le esplosioni e l'incendio era molto molto pericoloso. Un'altra questione invece riguarda chiaramente le code che si sono formate anche al di là del ponte, soprattutto nella rotonda di San Giuliano. Alcuni automobilisti hanno sostenuto di aver ricevuto minacce di multe perché stavano bloccando il traffico. No, la confusione ovviamente c'era, perché in un momento in cui tu chiudi l'arteria principale di accessibilità al centro storico, cioè il nodo di accessibilità tra la terraferma e la nostra città di Venezia, è evidente che sono stati momenti in quelle ore di grande difficoltà. Ma vorrei ricordare una cosa strategica. Questa città è dal 1997 che discute dal punto di vista pianificatorio delle famosi terminal. Io sono, tra le altre cose, il consigliere comunale più anziano della città di Venezia, fa un po' sorridere, ma è così. Io mi ricordo quando l'assessore D'Agostino e Orazio avevano lanciato i terminal di San Giuliano Pili, Fusina e di Tessera, sono rimasti nella carta. Quello che è successo ieri, anche con il caso difficile del 2019, quando crollò il pilone, vi ricordate, eccetera, è la dimostrazione che abbiamo assolutamente bisogno, come ha detto il sindaco Brugnaro. Voi sapete che la città metropolitana sta per adottare entro fine maggio il piano urbano della mobilità sostenibile. Abbiamo bisogno che i terminal siano terminal veri, che il terminal di bene, per chi non è di Venezia, di cosa stiamo parlando? Chiaramente i veneziani ci hanno capito, ma lo facciamo capire anche agli altri. Questa è l'unica via chiaramente per raggiungere Venezia dalla terraferma. Voi dite i terminal, vale a dire oggi abbiamo dei punti da cui abbiamo un piccolo terminal a Fusina, piccolo ma funzionante. Ma poi l'unica via... Il servizio navetta con le imbarcazioni. Con le imbarcazioni, c'è un parcheggio, abbiamo proprio di realtà strutturate in maniera semplice, dove uno sosta la propria auto e trova un servizio da e per Venezia. La pianificazione, e noi li confermiamo, ha indicato 5 punti strategici: Fusina, Pili San Giuliano, il termine di Tessera a fianco all'aeroporto e il termine del Montiron. Ma trattasi di strutture molto semplici in cui uno trova un'area a parcheggio con piccoli servizi dove può sostare e da lì avere le linee acque per raggiungere il centro storico. Voi pensate, la situazione di ieri, che era disastrosa sotto il profilo della mobilità,
Cosa avrebbe significato avere delle strutture molto così strutturate in maniera semplice, con parcheggi, piccoli servizi, uno sostava e avere i vaporetti che collegavano in maniera... Uno sarebbe proprio qua, non so se Paola Barbato può girarsi di 180 gradi, qua siamo nel nulla. Siamo nel nulla, no, so che c'è la polemica perché l'area dei Pili... Un imbarcadero. Esatto, sai che c'è la grande polemica che l'area dei Pili fa parte del trust delle ex proprietà del sindaco, però è inutile che ci nascondiamo. Questa realtà è così da sempre e credo che avere 10.000 metri quadri strutturati bene, in cui uno arriva e qui avere l'imbarcadero sia qui e strutturare meglio quello che c'è a San Giuliano, perché ce ne abbiamo al Porta Gialla, abbiamo l'area parcheggio, e quindi avere delle strutture semplici dove uno può arrivare, sostare e ripartire. Questo è l'obiettivo, infatti si chiama non a caso piano urbano della mobilità sostenibile, d'accordo. Noi abbiamo in corso un progetto anche a Montiron che vuole solo agevolare i residenti, perché ci sono queste polemiche, sti comitati che nascono come i funghi e che sembra che si facciano le cose solo per i turisti. Ieri erano in difficoltà i lavoratori, i cittadini che dovevano andare a Venezia da e per Venezia. Certo, c'è anche il turista che è andato in difficoltà, ma noi siamo preoccupati soprattutto per dare un servizio ai nostri residenti, perché c'è la gente che mi ha chiamato, io devo andare a lavorare all'hotel, devo andare al ristorante per lavoro. È chiaro che si è bloccato tutto, perché l'unico punto di accesso è da 90 anni, con tutto il rispetto, il ponte della libertà. Il ponte della libertà. Va bene, c'è molto da discutere, continueremo a discuterne e a raccontarvi cosa accade, però ringraziamo l'assessore alla mobilità del Comune di Venezia, Renato Boraso, e da Venezia per il momento è tutto. Grazie molte, grazie all'assessore Boraso, Filippo Fois, a Paola Barbato. E andiamo purtroppo a vedere cosa è successo nel Vicentino d'Arzignano, un'altra vittima della strada, un giovane centauro che si è scontrato frontalmente con un'auto. A Zignano è morto appena arrivato al pronto soccorso del San Bortolo il giovane motociclista di 25 anni vittima di uno spaventoso incidente avvenuto la notte scorsa poco dopo le 23 in Viale Vicenza. Le sue condizioni erano apparse già disperate sul posto. Inutili i tentativi di rianimare il ragazzo compiuti dal personale medico del SUEM. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Valdagno intervenuti per i rilievi. Il centauro in sella ad una moto di grossa cilindrata si è schiantato frontalmente con una vettura. L'automobilista è uscito incolume dall'incidente. Questa mattina a Isola Vicentina i funerali di Pietro De Bernardini, che è la seconda vittima della valanga che ha travolto 5 sci alpinisti in Norvegia. Andiamo in diretta da Luisa Bertini. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Oggi bandiere a mezz'asta qui a Isola Vicentina per l'ultimo saluto a Pietro De Bernardini, il 25enne deceduto a seguito della valanga in Norvegia dopo una settimana di ricovero all'ospedale di Tromsø. I funerali oggi alla chiesa parrocchiale gremita, e qui ad Isola Vicentina tra l'altro si rinnova anche un dolore fresco di luglio, perché qui a luglio era deceduto Filippo Bari a seguito della valanga in Marmolada. Toccanti oggi le parole del parroco Don Gigi Fontana, che ha ricordato Pietro come un ruscello di montagna, ha detto durante l'omelia, perché cantava la vita, non era mai una palude, era curioso e sempre in movimento. E quindi oggi che cade, diciamo, la giornata della Terra, Pietro osserva e contempla il pianeta dall'alto e poi ha lanciato un messaggio, un invito a tutti gli amici ad andare avanti e ad essere appunto un ruscello e non uno stagno. Intanto qui c'erano le professoresse di Pietro, così come tutti gli amici arrivati dall'Olanda, il posto in cui studiava, e hanno avviato una raccolta fondi che sarà devoluta in beneficenza a un'istituzione che possa coniugare l'amore di Pietro per la scienza e l'ecologia. Paese in lutto, e per il momento da Isola Vicentina è tutto. Restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini. Indagini in corso per il crollo della scala nel centro islamico culturale di Vicenza ieri, 5 i feriti, però il bilancio poteva essere molto più grave. Vediamo il servizio della nostra redazione vicentina.
La preghiera, poi il crollo di una scala interna durante l'uscita, la paura dei fedeli che erano all'interno del centro culturale islamico di via Vecchia Ferriera. In centinaia stamattina alle 7:30 riuniti per i festeggiamenti del primo giorno dopo il Ramadan e durante il deflusso il cedimento di una delle due scale semicircolari che dal piano superiore conduce all'uscita. Lo stabile è stato fatto immediatamente evacuare, 5 i feriti che sono stati trasferiti in ambulanza in ospedale. C'è stato un crollo parziale di una scala di tipo metallico, che sotto il peso delle persone che stavano transitando su questa scala ha avuto un cedimento nella parte centrale. In questo caso il cedimento ha fatto sì che ha coinvolto alcune persone che si trovavano nella parte sottostante e di cui 5 persone sono state portate alle cure da parte dei sanitari, sono state portate alle cure del pronto soccorso. Agli effetti risulta soltanto una persona in codice giallo, quella diciamo tra virgolette più grave, e poi le altre invece naturalmente hanno codici invece di livello inferiore. Intervenuti i tecnici dei vigili del fuoco che hanno transennato l'area per eseguire il sopralluogo e far luce sulle cause dell'incidente. Sul posto fino a tarda mattinata anche la polizia locale e la polizia di Stato. Sentiamo il commento del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. Fatto spiacevole che ha colpito la comunità islamica, il crollo di una scala, alcuni feriti, quindi la vicinanza a tutta la comunità, in particolare le persone che hanno riportato ferite da questa caduta, e stiamo verificando a fianco della Procura della Repubblica, ma soprattutto dei Vigili del Fuoco, come uffici tecnici per capire come intervenire su questa struttura. La vicinanza è espressa dal sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, a nome della città, ai feriti e ai loro familiari, vittime del crollo della scala nel centro culturale islamico Etavba. Lo stabile era affollato da centinaia di fedeli riuniti per le celebrazioni di Eid Mubarak, la festa e la fine del digiuno previsto dal Ramadan, uno degli appuntamenti più importanti della religione islamica. I pompieri, dopo aver fatto evacuare lo stabile e iniziato i rilievi tecnici, hanno esaminato il punto di giuntura che ha ceduto, piegandosi a metà tra le due scale semicircolari di metallo. Una struttura che ha fatto precipitare a terra gli occupanti e sulla cui agibilità sono in corso accertamenti. Dalle prime verifiche effettuate risulta che ci fosse una sanatoria in corso con una verifica tecnica da parte appunto degli uffici comunali che non era ancora chiusa, e quindi una pratica in corso tuttora. E ovviamente parliamo spesso di furti in abitazioni, di rapine, e spesso si ironizza sul fatto che queste cose succedono prima delle vacanze, prima di Natale, perché anche la malavita deve andare in ferie e quindi ovviamente cerca di mettere su un cospicuo bottino, e con i soldi degli scippi, in questo caso, si pagavano la droga e anche le vacanze al mare, ed è un sistema collaudato dal commissariato di polizia di Conegliano. Tra gli arresti, giovani stranieri che gravitavano nella zona del Biscione. Per il sindaco però devono andare in carcere e non ai domiciliari. Sentiamo. La svolta è arrivata dopo aver passato a setaccio decine di esercizi compro-oro della provincia di Treviso, rintracciando buona parte degli oggetti rubati che sono stati poi restituiti ai legittimi proprietari. In alcuni casi quei monili dal valore affettivo, oltre che economico, erano stati fusi. È un'indagine articolata quella portata avanti dal commissariato di polizia di Conegliano, come epilogo l'arresto di 3 giovani tra i 26 e i 28 anni che avevano messo in piedi un vero e proprio sistema ai danni di vittime per lo più anziane, che venivano avvicinate spesso con una scusa o sorpresa alle spalle. Con un'azione rapidissima e collaudata, i malviventi strappavano dal collo le catenine d'oro, una sorta di specializzazione. Almeno 14 gli episodi accertati nel corso del 2022 in ogni angolo della città del Cima, da Pare a via Garibaldi. Una volta ottenuto il denaro nei compro-oro, i 3, tutti di origine straniera, lo spendevano per vacanze e pernottamenti in città balneari, in hotel a 4 stelle con abuso di alcol e acquisto di sostanze stupefacenti, insomma la bella vita sulle spalle di vittime anziane. Il trio che gravitava nell'area del Biscione era noto alle forze dell'ordine, anima della banda un 26enne senegalese già arrestato per scippo e per l'aggressione a un albanese, e non erano degli stinchi di santo nemmeno gli altri 2. Voglio fare i complimenti alle forze dell'ordine per l'azione svolta in questi mesi, per aver recuperato
tutta la refurtiva relativa agli scippi dell'estate 2022 ed aver consegnato ai legittimi proprietari la refurtiva. Devo dire che questa è la dimostrazione di come il nostro sia un territorio fortemente sorvegliato, nel quale in ogni azione criminosa siamo poi riusciti a trovare i colpevoli e assicurarli alla giustizia. A proposito di giustizia, però, non manca un riferimento polemico. Tutti e tre gli indagati sono stati sottoposti a misure cautelari non custodiali, ovvero non sono in carcere. I provvedimenti emessi dal GIP di Treviso su richiesta della procura infatti riguardano l'obbligo di dimora nel comune di residenza, quindi Conegliano e dintorni, e l'obbligo di permanenza domiciliare notturna. Troppo poco fa intendere il primo cittadino. Mi auguro anche che chi viene assicurato alla giustizia poi rimanga in custodia, perché non è possibile che vengano rilasciati e li si veda ancora in giro per le nostre strade. Sindaco di Conegliano Fabio Chies, del servizio di Christian Arboi. Vediamo una notizia importante pubblicata dal Gazzettino: un tubo di 150 km sotto il Po contro la siccità, quasi pronto un bypass dai pozzi pedemontani per dare acqua al delta. E in qualche modo di ambiente parliamo, perché c'è la nota vicenda Bassano del Grappa della zona di San Lazzaro. I cittadini non vogliono la costruzione di capannoni, non vogliono che lì sorga un'area industriale e quasi per ritorsione hanno detto: volete fare i capannoni e noi coltiviamo subito i campi. Vediamo il servizio, anzi siamo in diretta con Alex Giuliano. A te la linea, Alex. Un buongiorno a voi in studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Come molti di voi sapranno, oggi è la giornata mondiale della terra, in difesa della natura, in difesa dell'ambiente e dell'ecologia. Noi ci troviamo in un luogo simbolo di questo impegno. Siamo a Bassano del Grappa, siamo nell'area di San Lazzaro, un'area che molti di voi conoscono, sanno che è interessata da un lungo processo, un lungo dibattito che mette a rischio la sopravvivenza delle campagne, del verde, di quello che è stato definito un po' l'ultimo polmone verde di Bassano, perché qui si sta pensando di costruire capannoni, di gettare cemento sui campi e su questa area di campagna. Noi siamo in compagnia di alcuni dei residenti di San Lazzaro, come la signora Ornella, che proprio in occasione di questa giornata mondiale della terra sentite ancora di più la volontà, l'impegno, la forza di dire no al cemento, no ai capannoni. Sicuramente e sempre di più. Per di più, grazie anche ai vostri interventi che avete portato alta la nostra voce. Questi campi sono stati arati proprio questa settimana. La terra sta respirando e sta dando nutrimento ai volatili, alle cicogne, che loro stessi quest'estate faranno un grande lavoro, mangeranno gli insetti. Visto l'estate torrida che si sta prospettando, ce ne saranno migliaia. Le cicogne mangiano roditori, cavallette, serpenti, quindi tengono tutto un ecosistema. Salvano la terra e scusate, ma non è facile. Comunque noi siamo contenti perché questi campi sono stati arati e per noi sta portando tanta forza e tanta gioia e crediamo assolutamente che salveremo Riva Bianca. C'è fiducia, come sentite dalle parole della signora Ornella. Noi proprio nei nostri servizi di ieri abbiamo ricordato che qui a San Lazzaro sono tornate le cicogne, sono tornati gli animali. La natura ha scelto San Lazzaro come casa, una casa, signor Gustavo, che insomma deve essere salvaguardata, anche perché si è parlato poco di altri problemi, oltre a quelli diciamo ambientali e quant'altro, che porterebbero i capannoni, il cemento in quest'area, ad esempio l'innalzamento della temperatura. Certo, per esempio se avete presente quando camminate su una pietraia c'è molto riverbero, fa molto caldo, mentre se camminate su un prato non lo sentite. Qua succederà la stessa cosa, se costruiranno la temperatura potrebbe salire anche di 4 gradi, sarà un disagio per tutte le centinaia di famiglie che ci sono attorno a quest'area. Tra l'altro questi capannoni avranno anche 100 bocche di carico, quindi vuol dire moltissimi camion che circoleranno, che resteranno in colonna
per andare nella Pedemontana Veneta. Questi camion consumano l'ossigeno di 2.500 persone in un giorno, il camion lo consumerebbe in un quarto d'ora. Quindi potete immaginare quanto anidride carbonica produrranno. Sono problemi che sicuramente meritano l'attenzione, la riflessione della politica in primis. Noi per salutarvi da San Lazzaro, da questa meravigliosa campagna bassanese, chiederei all'operatore Alessandro Costacurta di chiudere questa nostra diretta con le immagini del verde di San Lazzaro, della natura bassanese, natura dove, lo ricordiamo, sono tornate le cicogne, sono tornati gli animali, la natura è in fiore. Con questa immagine, oggi giornata mondiale della terra, restituiamo la linea allo studio. Grazie molte Alex Giuliano e ai suoi ospiti. Intanto vediamo due titoli dal Corriere del Veneto: tuffo dal palazzo e sfida a Brugnaro, inseguito e multato, pagherà 1.000 euro. Questi sono non so come definirli, quelli che si buttano dai palazzi veneziani, che saltano da un rio all'altro, che urinano per le calli. Ecco, è stato quello che si è buttato dal palazzo di San Pantalone è stato inseguito, multato e dovrà sborsare 1.000 euro. Restiamo a Venezia. 3 persone sono rimaste ferite dopo essere state sbalzate in acqua a Venezia nello scontro della loro imbarcazione a motore contro una bricola. È successo verso le 22 nel sestiere di Cannareggio ieri sera, nella zona dell'ex macello. I vigili del fuoco sono intervenuti con un'autopompa lagunare e assieme al personale del SUEM hanno recuperato uno dei 3 occupanti della barca ancora in acqua, mentre un altro era stato già soccorso dai medici del 118. Il terzo ferito è stato recuperato prima dell'arrivo dei soccorsi da una imbarcazione in transito. I 3, 2 dei quali feriti in maniera più grave, sono stati trasferiti in ospedale. Ed è davvero una sfilza di incidenti del genere a Venezia, barchini che si schiantano contro le bricole in laguna durante la notte. Ma andiamo a Refrontolo da Nicola Marcato, perché è stato scarcerato uno dei banditi che avevano messo a segno delle rapine, la prima della serie ai danni di una tabaccaia di Refrontolo. È stato scarcerato per un disguido burocratico. A te la linea, Nicola. Buongiorno direttore, sì, proprio così, insomma, per un vizio procedurale il bandito che ha rapinato la tabaccheria qui a Refrontolo della signora Edda Doro è tornato in libertà. Noi siamo venuti qui a Refrontolo, abbiamo cercato di parlare con la signora Edda, però lei ha preferito non dire niente e ci ha detto che insomma sembrava un po' impaurita. Ecco, e allora abbiamo preferito lasciarla stare, siamo venuti via, siamo qui a Refrontolo e abbiamo con noi il sindaco Mauro Canal. Ecco sindaco, il bandito è tornato in libertà, cosa ne pensa? Allora premetto che io sto commentando una notizia che ho saputo da poco dai giornali, per cui il mio commento è se così effettivamente fosse la cosa è grave, la cosa è molto grave, perché insomma questo va a svilire il lavoro fatto dalle forze dell'ordine che avevano in tempi rapidi, erano giunte alla cattura dei banditi, e adesso così insomma è vero che subirà un processo, ma è anche vero che ad oggi questa persona è a piede libero, per cui ci sentiamo meno sicuri di prima, ecco, sicuramente. Poi un'altra cosa, io vorrei capire sto errore di forma, questo errore procedurale, questo fa più fastidio ancora, perché che uno sia fuori per un errore è ancora più grave di fatto. Io ripeto, quando uno lavora sbaglia, e questo ci sta in tutti i lavori. Certo, ci sono dei lavori dove l'attenzione sicuramente deve essere maggiore. E credo sia lecito da parte mia, ma anche da parte un po' di tutti, chiedersi come si farà a rimediare a questo errore intanto, perché normalmente quando uno lavora sbaglia e poi trova il sistema di rimediare. Qui vorrei capire da chi è più competente di me come rimedierà a questo errore.
e poi sapere anche chi ha sbagliato, perché poi si parla sempre di errori così vaghi, ma qualcuno avrà avuto questa mancanza. Vorrei capire anche chi è stato e sapere a cosa andrà incontro chi ha sbagliato, perché credo sia, ripeto, una domanda che non mi pongo solo io, ma una domanda che si pongono un po' tutti e che normalmente nelle attività lavorative ci si pone e si rimedia, ecco, tutto qua. La signora Edda, quando aveva subito la rapina, era stata intervistata da una delle nostre troupe e, sebbene molto scioccata, aveva detto: io spero che il bandito lo prendano e che buttano via le chiavi. Ecco, anche lei poi, sindaco, si era pronunciato in tal senso, cioè lei aveva detto: qui servono delle pene sicure, certe. Sì, io non dico buttare via le chiavi, nel senso, io già subito ho detto la pena che uno si merita, c'è una normativa, c'è una legge, venga fatta rispettare e venga applicata. Poi ripeto, non è mia competenza dire quanto dovrà essere la pena giustamente. Io dico, se c'è una pena vada applicata e vada fatta rispettare fino alla fine. Tutto qua, uno non pretende che uno si prenda l'ergastolo per una rapina, per l'amor di Dio, però quello che è previsto che lo sconti. Partiamo male, ecco, diciamo questo. Ecco, direttore, se non ci sono altre domande io ti restituisco la linea. Grazie molte Nicola, grazie molte. Abbiamo tentato di intervistare anche la tabaccaia, ma non ha voluto concederci un'intervista. Vediamo il servizio in cui abbiamo raccontato quali sono stati i colpi messi a segno da questi banditi, non solo nella Marca, ma anche nel Padovano e nel Veneziano. Vediamo. Un vizio procedurale, il fascicolo che rimane a Treviso e i termini di custodia cautelare che scadono senza che vi sia la conferma da Venezia, ufficio competente. Il risultato è che uno dei componenti della banda delle tabaccherie, un 46enne di Conegliano, è stato scarcerato e stesso destino, con tutta probabilità, toccherà al 56enne di Vittorio Veneto, secondo uomo della banda sgominata un mese fa dai carabinieri, dopo che in meno di 4 settimane i rapinatori avevano messo a segno 3 colpi armati di pistola. Prima a Refrontolo, minacciando l'81enne Edda Doro. Quanta paura ha preso, signora? Non le dico quanta, non ho dormito stanotte naturalmente. Poi un'altra tabaccheria a Massanzago nel Padovano qualche giorno dopo. Infine il colpo violento a Santa Maria di Sala nel Veneziano con il titolare legato e rapinato. Mi ha intimato con la pistola ad andare nel retrobottega. Intanto il collega che aveva con lui stava prendendo i soldi dal cassetto della cassa, insomma, e sono stato dietro con lui, mi ha legato delle fascette ai polsi e mi ha puntato la pistola alla testa. L'arresto arrivò dopo il colpo nel Veneziano, così l'autorità giudiziaria trevigiana, che aveva messo l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, ha passato la palla a quella lagunare per competenza territoriale, ma il fascicolo d'indagine è rimasto a Treviso senza che il nuovo giudice competente a Venezia potesse confermare la custodia. Una impasse procedurale che ha permesso al difensore del 46enne di presentare istanza di scarcerazione per decorrenza dei termini, ottenendone la libertà. E facendo risuonare come una beffa le parole di Edda Doro nel giorno in cui i banditi che l'avevano terrorizzata erano stati bloccati un mese fa. Speriamo che li mettano dentro e buttino via la chiave. Tutti mi dicono sta tranquilla, però dirlo è una cosa e così è. Che buttino via la chiave, invece la chiave gliel'hanno ridata. Servizio di Nicola Zanetti, in regia oggi Francesco Cerone e Andrea Basso. Andiamo in pubblicità, poi torneremo con l'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti, perché ci sarà oggi a Vicenza una riunione del PD sulla sanità. A tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, ci colleghiamo con l'onorevole Alessandra Moretti. Buongiorno onorevole. Buongiorno direttore, mi scusi, sono in macchina, quindi ho poco tempo da dedicarle, ma la ringrazio tantissimo dell'opportunità che mi sta dando. Non c'è problema, anzi grazie a lei per la disponibilità. Allora oggi alle 16 un convegno importante, un confronto importante nella sede elettorale di Giacomo Possamai a Vicenza sulla sanità per tutti. Quali sono diciamo, i punti di questa giornata? Ma
innanzitutto, ecco, nell'ambito di questa campagna elettorale è giusto mettersi a disposizione e io lo farò oggi, questo sabato, il prossimo e quell'altro ancora, su diversi temi. Oggi parleremo di sanità, di servizi sanitari per le famiglie e per i cittadini, in un momento in cui ovviamente i tagli alla sanità pubblica sono evidenti. Abbiamo capito con il Covid che avere una sanità strutturata sul territorio, dei servizi vicini alle famiglie, non solo quindi gli ospedali dove andare a curare le malattie acute, ma ovviamente tutte le altre cronicità hanno bisogno di assistenza, magari anche domiciliare, e quindi oggi affronteremo questo tema, ne parleremo con Vincenzo Riboni, che è stato primario del pronto soccorso dell'ospedale di Vicenza, parleremo con Vittorio Corradi, che è un volontario di una delle più grandi associazioni della disabilità, e poi ovviamente con il pubblico che avrà tante domande da rivolgerci. Ecco, in effetti la mancanza dei medici di base, ma anche del personale negli ospedali, personale medico e paramedico, e poi le lunghe liste d'attesa per le visite specialistiche, tanti problemi, però la sanità del Veneto rispetto ad altre regioni rimane di alto livello, non le sembra? Assolutamente sì, e dobbiamo però continuare a difenderla, ma dobbiamo soprattutto continuare a migliorarla, perché cambiano le esigenze anche dei pazienti e delle famiglie. Io, come sa, sto facendo una battaglia in Europa per garantire per esempio l'accesso ai farmaci e alle cure per tutti i cittadini europei, anche per quelli italiani. Avere per esempio dei farmaci che curano il cancro a dei prezzi accessibili e sostenibili è fondamentale, quindi il principio, no, dell'equità, della giustizia sociale. Io credo che ci sia un problema in Veneto, che comunque i tagli che anche la Regione sta facendo per ovvi motivi di bilancio stanno ingrossando le liste d'attesa, quindi per una visita anche importante di prevenzione, ma non solo, i cittadini attendono troppi mesi, con il rischio ovviamente che poi quella malattia da piccola diventi grande, magari difficilmente curabile. Ecco, noi dobbiamo trovare insieme, in una logica anche di opposizione costruttiva, perché io sto dall'altra parte rispetto a Zaia, ma lavoro e tifo per il Veneto e per l'Italia. È evidente che noi dobbiamo trovare tutti gli strumenti per offrire ai cittadini una sanità di qualità e soprattutto servizi di qualità, servizi pubblici ovviamente. Onorevole Moretti, grazie molte per essere stata con noi, grazie, a presto, buon lavoro. Grazie direttore, un abbraccio, a Arrivederci. presto. Anche a lei, grazie molte. Allora restiamo sul versante della sanità, vediamo una vicenda abbastanza sconcertante a San Bassiano. Qui parliamo dell'UL7 pedemontana, trovate migliaia di dosi di vaccini scaduti nella cella frigo della mensa, li hanno scoperti i NAS. Vediamo. Migliaia di dosi di vaccino anti-Covid e anti-pneumococco stoccate in una cella frigorifera utilizzata per tenere in fresca le bevande della mensa dell'ospedale. È quanto hanno scoperto in un sopralluogo avvenuto a marzo i carabinieri del nucleo antisofisticazione, intervenuti per alcune verifiche nell'area del San Bassiano in gestione all'azienda che gestisce la mensa. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. Nelle scorse ore il comune di Bassano ha emesso un'ordinanza di dissequestro dei lotti, gran parte dei quali verranno adesso mandati al macero. Ma andiamo con ordine. Il 23 marzo i NAS di Padova sono arrivati in ospedale, trovandosi davanti a una cella che in teoria doveva servire per le bevande della mensa e che invece era piena di scatole di materiale sanitario. Durante la visita ispettiva è stato effettivamente accertato che all'interno della cella frigorifera a temperatura positiva fra 0 e 6 gradi, denominata cella bevande, sono state rinvenute molteplici referenze di specialità medicinali, tipologia vaccini. Nei documenti si legge anche che la cella in questione era stata adibita a uso vaccini fin dal 2020, ma di questo non esistono procedure specifiche. Solo si legge nella documentazione accordi verbali fra il gestore della mensa e l'autorità sanitaria, rinnovati di volta in volta e ormai assunti a consuetudine. In tutto erano presenti nella cella più di 300 confezioni per un totale di quasi 1300 flaconcini di vaccino anti-Covid, sia ad uso pediatrico sia per adulti. Assieme ai vaccini anti-Covid è stato trovato anche un pacco contenente quasi 4.000 dosi in siringhe pre-riempite di vaccino per il pneumococco.
Gran parte del materiale rinvenuto è scaduto, alcuni lotti addirittura da più di un anno. Le dosi antipneumococco torneranno invece a disposizione della sanità pedemontana per essere utilizzate. Questo emerge dai verbali e dall'ordinanza comunale. Ma questa vicenda apre la strada ad alcune domande su un tema, quello dei vaccini, che è stato di grande importanza per decine di migliaia di veneti negli ultimi anni. Ad esempio, come mai tutti quei vaccini scaduti da mesi erano in quella cella? È una procedura normale utilizzare le celle delle bibite della mensa per i farmaci? Da quanto tempo erano lì e perché non sono mai stati utilizzati? Servizio di Ferdinando Garavello, capo della nostra redazione di Bassano del Grappa, e restiamo a San Bassiano perché c'è una nuova sala operatoria grazie al contributo di Helios Onlus, che ringrazia Rete Veneta. Vediamo. Una nuova sala operatoria domotica e multimediale per la chirurgia generale dell'ospedale San Bassiano. Sarà realizzata entro fine anno grazie a un investimento di circa 500.000 euro che l'associazione Helios Onlus finanzierà in maniera sostanziale. La conferenza stampa di presentazione del progetto è stata anche l'occasione per ringraziare Rete Veneta e il suo impegno nella raccolta di fondi. Dal 2017 al 2022 compreso abbiamo donato tecnologie presso l'ospedale 7 di Bassano per un valore di 2.300.000 euro, che non è poco. Durante il periodo del Covid abbiamo raccolto, anche grazie a Rete Veneta che ci ha supportato nella pubblicità, 550.000 euro di contributi raccolti dai 5 euro ai 10.000 e 5.000, che sono stati utilizzati per l'acquisto di strumentazione necessarie in quel periodo. Quindi abbiamo visto che comunque nel territorio capiscono e quando sono incentivati partecipano. La nuova sala operatoria sarà realizzata con un innovativo sistema modulare prefabbricato. Il vero cuore del progetto saranno però le dotazioni tecnologiche che consentiranno all'equipe chirurgica, con un semplice gesto delle mani, di controllare i parametri delle apparecchiature e richiamarne le funzionalità. Inoltre un sofisticato sistema di telecamere e collegamenti video consentirà di riprendere gli interventi da diverse angolazioni e registrare e trasmettere le immagini in diretta ad altre sale operatorie. Servizio di Alex Giuliani, adesso Giuliano andiamo a Padova in diretta da Chiara Gaiani, perché questo pomeriggio è prevista una grande manifestazione delle famiglie arcobaleno contro la procura ed è la vicenda delle firme della registrazione delle nascite dei figli delle coppie omogenitoriali. Sentiamo Chiara Gaiani, a te la linea, Chiara. Un buongiorno da Padova, ci troviamo qui con Irina Sciaparava, che è la referente per le famiglie arcobaleno del Triveneto, perché alle 15 ci sarà un presidio proprio davanti a Palazzo Moroni, dopo che le iscrizioni all'anagrafe di 33 figli di coppie formate da 2 mamme è stata richiesta dalla magistratura, dalla procura di Padova al comune per fare una verifica su questi atti. Ecco, voi che cosa chiedete oggi? Noi scendiamo in piazza per tutelare i minori, non solo delle famiglie che hanno partorito a Padova i loro figli, e quindi si tratta delle coppie di 2 mamme e di 33 bambini, ma chiediamo i pari dignità e pari diritti per questi bambini, che hanno tutto il diritto di essere riconosciuti da tutti i 2 genitori che li hanno voluti, hanno avuto un progetto familiare e quindi li hanno cresciuti fin da piccoli. Ecco, questo presidio inizierà alle 15, voi siete dalla parte del sindaco Giordani, che ricordiamolo è dal 2017 che iscrive all'anagrafe i figli di 2 mamme, solo di 2 mamme per ora. Questo atto della magistratura, questa richiesta che è arrivata, come la vedete? La vediamo strana e incomprensibile, poiché il sindaco e sappiamo anche chi cura e registra gli atti di nascita hanno sempre inoltrato i documenti in 48 ore come previsto dalla legge. Quindi questa ulteriore verifica risulta
senza un perché. Ecco, però questa verifica fa tribolare le famiglie, fa minare la serenità delle famiglie, fa discutere tantissimo tutta l'Italia. Ecco, sono figli, i figli delle famiglie arcobaleno non vogliono essere figli di Serie B. In piazza ci sarà anche l'onorevole Alessandro Zan. Voi l'avete detto più volte, serve chiarezza e serve soprattutto una legislazione. Assolutamente, come è stato chiesto più volte anche dalla Cassazione, il governo deve legiferare per riconoscere i figli nati nelle coppie omosessuali alla nascita, perché solo questo modo permette di ottenere i diritti e non essere classificati come bambini di serie B. Ecco, un'ultima domanda: come si svolgerà il presidio oggi pomeriggio? Allora, sarà un presidio abbastanza familiare, con la presenza di tante famiglie, tante testimonianze dirette da parte di famiglie stesse, dei bambini, dei nonni, zii, insomma tutte le persone che hanno al cuore la serenità dei bambini. Ci sarà ovviamente l'intervento anche della nostra presidente nazionale Alessia Crocini, ci sarà anche l'intervento del presidente di Arcigay, tra l'altro di Padova, Chiara Cuccheri, e anche del presidente Arcigay nazionale, nonché alcuni esponenti dell'amministrazione. Ecco, allora noi ringraziamo Irina Shaparava, ovviamente vedremo il servizio sul presidio di oggi pomeriggio nelle edizioni di questa sera. Da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Chiara Gaiani. Continuiamo con la cronaca a Sarego. Incendio, ce ne sono stati tantissimi di incendi in questi giorni. Incendio alla barchessa di Villa Trissino, patrimonio dell'UNESCO, denunciati due sedicenni, fondamentali per le indagini condotte dai carabinieri, i filmati di videosorveglianza. L'incendio alla barchessa di Villa Trissino di Meledo di Sarego del 17 marzo. Fiamme che avevano distrutto una porta in legno del locale adibito a fienile, alcuni mobili antichi e parte della travatura in legno del soffitto, oltre ad annerire le pareti, a cui è seguita l'attività investigativa, a conclusione della quale i carabinieri di Lonigo hanno denunciato in stato di libertà 2 minori, entrambi accusati per i reati di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e violazione di domicilio. Incendio che aveva interessato parte di una delle 2 barchesse di Villa Trissino, opera risalente alla seconda metà del 1500 su progetto del Palladio e dal 1996 riconosciuto patrimonio UNESCO. Fondamentale per risalire all'identità dei giovani l'analisi dei filmati del circuito di videosorveglianza. Operazione della squadra mobile di Treviso contro il caporalato, 2 persone denunciate, 50 lavoratori ridotti praticamente in schiavitù, venivano pagati pochissimo, vediamo. Lavoratori come schiavi, ditte trasformate in lager. È uno scenario quasi senza precedenti per la marca trevigiana, quello ricostruito dalla squadra mobile di Treviso in un anno di indagini delicatissime e serrate. Caporalato, l'accusa mossa a 2 uomini cinquantenni di nazionalità cinese. Uno si trova agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, l'altro deve presentarsi ogni giorno alla polizia giudiziaria. Il primo in particolare gestiva ben 4 aziende sul territorio di Villorba, tutte specializzate nel confezionamento di prodotti tessili. 50 le persone che venivano sistematicamente private della loro dignità, non solo lavorativa, costretti a turni ben oltre le 12 ore, non avevano riposi né tantomeno ferie. Alcuni erano completamente in nero, altri avevano dei part-time mascherati, altri ancora arrivavano a percepire 40-50 euro al mese perché nella cosiddetta paga venivano conteggiati anche vitto e alloggio in un stabile in condizioni degradanti, privo del riscaldamento e di qualsiasi comodità. Una realtà parallela fatta di giacigli e bagni sporchi, acqua fredda e condizioni igieniche pessime. Quelli che vivevano in abitazioni proprie venivano spesso prelevati da casa e accompagnati al lavoro con un controllo continuo.
I lavoratori e le lavoratrici impiegati erano tutti stranieri, in buona parte cinesi, spesso arrivati da poco in Italia e ancora smarriti, ma anche pakistani e bengalesi, tanti quelli regolari o con permesso di soggiorno, ad accomunarli quello che gli stessi inquirenti definiscono stato di bisogno, facili prede di un meccanismo senza scrupoli. Gli uomini della squadra mobile guidati da Immacolata Benvenuto hanno operato con vigili del fuoco, ispettorato del lavoro, Spisal. La sicurezza in quelle aziende era un optional. Speriamo che la giustizia faccia il suo corso. Queste aziende vanno fermate perché queste sono aziende che riducono in schiavitù le persone e creano condizioni di assoluto sfruttamento. Riteniamo anche importante fare un approfondimento sulle catene di responsabilità, soprattutto per capire anche nelle catene di committenza quali sono le imprese italiane coinvolte. Di area grigia in espansione parla la segreteria provinciale trevigiana. Migrazione e manodopera sono un binomio da gestire diversamente. Forte il messaggio ai lavoratori più fragili. Se verranno dalle organizzazioni sindacali li tuteleremo ovviamente, prima di tutto per renderli cittadini a tutti gli effetti, ma soprattutto per fargli applicare i loro diritti. Dopodiché assieme a loro possiamo anche provare a costruire esperienze di tutela e di difesa della legalità. Servizio di Christian Arboide, di lavoro abbiamo parlato a Focus tutte queste ultime sere, proprio dopo la polemica sulla sostituzione etnica, i migranti regolari che dovranno venire nelle nostre imprese, ma pensate che nei prossimi 5 anni il 12% circa dei veneti, quindi 254.000 lavoratori, lascerà definitivamente il posto di lavoro per aver raggiunto il limite di età. E il settore più colpito sarà quello dell'agricoltura. Sentiamo cosa dice la CGA di Mestre. Nei prossimi anni anche in Veneto assisteremo a una forte diminuzione del numero di giovani e un grande esodo di lavoratori verso la pensione. Tutto questo provocherà un impoverimento delle maestranze che penalizzerà le imprese dei nostri distretti produttivi. Bisogna aprire con grande oculatezza gli stranieri e, senza costringere nessuno, in tempi ragionevolmente brevi aumentare il numero dei diplomati in materie tecniche e i laureati in quelle scientifiche, altrimenti rischiamo di subire un lento e inesorabile declino. Paolo Zabbeo della CGA di Mestre, andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con voi. Grazie. Nascono pochi bambini, le culle quindi sono vuote ed è il problema della denatalità. Il governo è intervenuto, vuole intervenire abbassando le tasse alle famiglie con i figli. Sentiamo cosa è uscito dal Forum Nazionale delle Famiglie. Sentiamo. Calo demografico. Se il problema è grave e coinvolge tutto il paese, ci sono aree dove la denatalità sta raggiungendo livelli record che oltrepassano i confini europei. È il caso del Veneto, che ha perso una media di 1.000 nuovi nati all'anno e in alcune specifiche zone ancora di più. Nel nostro territorio che sta vivendo questo andamento abbiamo la zona pedemontana che è particolarmente segnata da questo travaglio. Abbiamo comuni che nel giro degli ultimi 20 anni hanno perso il 60% dei bambini. Le conseguenze saranno pesanti sulla sostenibilità del sistema economico, sanitario, del welfare. Al vaglio del governo misure per contrastare la denatalità. Si parla di riduzione delle tasse per le famiglie con figli e di incremento delle detrazioni. Per ora solo delle voci di corridoio che avranno bisogno di avere una maggior formalizzazione e soprattutto un riferimento alla loro sostenibilità paiono essere interessanti. Intanto, ad un anno dall'entrata in vigore dell'assegno unico, il Forum per le famiglie propone di aumentarlo. È uno strumento che deve essere potenziato nelle misure, deve essere portato a nostro parere vicino ai modelli tedeschi e francesi, anzi oltre i 200 euro a figlio, con una misura che non sia collegata ai livelli di ISEE. La questione è molto complessa, continua Bordignone, l'aspetto economico non è certo l'unico sul quale bisogna intervenire. Indubbiamente un fisco a misura di famiglia ce lo chiede la Costituzione e ancora oggi non c'è, quindi abbiamo un fisco che aspetta nella versione orientata ai cittadini e alle famiglie una maggiore equità verso le famiglie e poi trovare una premialità per incidere sulla natalità può essere una via giusta, soprattutto se si lavora dal secondo figlio in poi,
è quello che ci permette di raggiungere il tasso di sostituzione. Servizio di Marta Marangoni, oggi è la giornata mondiale della terra, quindi si parla di ambiente, di ecologia, di tutela del territorio. Sharon Di Carlo è andata a sentire i cittadini, vediamo. È palese che ci sono dei cambiamenti climatici e non vengono presi, secondo me, troppo, come si può dire, sul serio. E bisogna battagliare e andare su questa direzione qua. Difendere il verde, ad esempio. Assolutamente sì, assolutamente sì. Oggi è la giornata mondiale della terra, difendere l'ambiente, difendere la natura. Quanto importante è, ad esempio, tutelare il verde? È molto importante, però aspetta a tutti di rispettare il pianeta. Che purtroppo però fino adesso si è fatto molto poco, molto. Qual è l'allarme secondo lei? La siccità, appunto il verde che sparisce, l'inquinamento atmosferico, che cosa è diciamo più preoccupante? Credo sia l'acqua, sarà la prossima guerra purtroppo, non il petrolio ma l'acqua. Secondo lei quanto importante è, ad esempio per una città, andare a proteggere le sue aree verdi, le campagne? Certo. Sono state mangiate ma tante campagne e sono là, hanno fatto su capannoni, hanno fatto su fabbriche, hanno fatto una desolazione. Incentivare appunto la consapevolezza delle persone anche per acquistare prodotti biodegradabili, mi viene in mente anche le spugnette fatte quelle biodegradabili eccetera, contenitori che adesso vanno tantissimo in ecoplastiche così. Non basta la festività, deve essere qualcosa che ci portiamo dentro come consapevolezza e che difendiamo nel nostro piccolo, non occorrono grandi gesta, occorre la costanza quotidiana nel cercare quello che è bello e quello che ci fa andare avanti bene. Qual è l'allarme principale? La siccità? Appunto il verde che sparisce dalle città, l'inquinamento? Il verde sicuramente, ci sono sempre meno parchi, meno alberi, meno punti ristoro in estate quando fa molto caldo. Prima di tutto bisogna che noi iniziamo a tenere il nostro ambiente pulito, che questo è essenziale, basti guardare i fiumi, i mari sono pieni di plastica e di tutto il resto. È logico che il mondo avanza, però bisogna stare attenti a non andare oltre a quello che la nostra terra ci può dare. Opinioni raccolte a Bassano del Grappa sul Ponte degli Alpini da Alex Giuliano, non da Sharon Di Carlo come avevo detto prima di questo servizio. Siamo arrivati alla chiusura, ringrazio ancora i registi Francesco Cerone e Andrea Basso. Ci rivediamo lunedì con Focus TG e poi la sera di lunedì ovviamente il Focus, il talk alle 21:15. Grazie a tutti, buona giornata, buon weekend.